Non c'è pace per i commercianti triestini. In via Giulia, seconda rapina in meno di 24 ore, colpita una sala slot, rubati 1.000 euro. Sicurezza è sempre più un tema del dibattito pubblico, al centro violenza e disagio giovanile. Le ordinanze anti-alcol devono essere riproposte, ha detto l'assessore De Gavardo. Aveva fatto richiesta d'asilo a Trieste il terrorista affiliato all'ISIS che il Viminale è espulso dall'Italia. L'assessore Roberti, CPR servono. Lavorare in televisione era il suo sogno, ma la sorte l'ha portato via troppo presto. Evan Cancian, morto a 17 anni, era stato stagista a Tele4, oggi ricordo con famiglia e amici. Contatti iniqui e salari bassi per categorie come vigilanza privata e guardiafuochi dichiarano guerra alle aziende colpevoli dell'attacco del sindacato Consal. Una medusa asiatica nelle acque sotterranee del Timavo, è stata diffusa oggi la notizia dell'eccezionale scoperta. Presentata la 25esima edizione del Festival Internazionale Triskel che torna dal 20 al 29 giugno al Boschetto del Ferdinandeo, musica e cultura celtica, ma anche delle novità. Buonasera dal telegiornale di Tele4, in apertura ancora la cronaca e ancora una rapina, non c'è pace per i commercianti triestini, in particolare per coloro che lavorano nella zona di via Giulia. Seconda rapina in meno di 24 ore nella stessa zona, questa volta è stata colpita questo pomeriggio una sala slot. Vediamo il servizio di Gianluca Palladini. Ancora una rapina a Trieste, ancora in via Giulia, alla luce del sole, nemmeno 24 ore dopo quella avvenuta all'omonimo centro commerciale. Stavolta a farne le spese è stata la sala slot NetWin, che già in passato era stata vittima di episodi simili. Il fatto è avvenuto intorno a mezzogiorno. Un uomo e una donna a volto scoperto sono entrati nel locale andando dritti verso la cassa. In velocità hanno afferrato quanti più contanti potevano, circa 1.000 euro. Ma mentre i due tentavano la fuga, il titolare della sala slot si è frapposto fra i malviventi e l'uscita del locale. Nel frattempo erano già stati allertati i carabinieri. L'uomo è riuscito a divincolarsi e fuggire con il bottino, mentre la donna è stata trattenuta all'interno dell'esercizio dal gestore, che ha potuto così consegnarla ai militari dell'Arma. La malintenzionata è stata quindi arrestata per rapina impropria. Il complice è già stato identificato, così come la donna fermata. Si tratta di un soggetto già noto alle forze dell'ordine. I carabinieri sono sulle sue tracce. La zona è coperta dalle telecamere, le immagini di videosorveglianza serviranno per appurare le esatte dinamiche dei fatti. Ad ogni modo non c'è pace per i negozianti triestini. Fra furti con spaccate e rapine la situazione per chi lavora ogni giorno sul territorio è diventata insostenibile. E proseguono intanto le indagini della polizia per risalire agli autori della rapina avvenuta ieri verso l'ora di pranzo ai danni di una gioielleria del centro commerciale Il Giulia. Vediamo. E caccia ai due rapinatori, due giovani sui 25-30 anni, forse sudamericani, uno dei due molto più alto dell'altro, che ieri all'ora di pranzo hanno messo a segno una rapina ai danni della gioielleria del centro commerciale Il Giulia. I due, vestiti di nero e col volto parzialmente coperto, sono entrati nel negozio e dopo aver lanciato un fumogeno rosso hanno spaccato una delle vetrine con un martello, arraffando tutti i preziosi che potevano, rubati bracciali, orecchini, collane con pendenti, piccoli diamanti e perle per un valore complessivo di qualche migliaio di euro. Subito dopo sono fuggiti a piedi accendendo nuovamente fumogeni per avvantaggiarsi nella fuga. Gli investigatori stanno lavorando per identificare i due uomini. Al vaglio della polizia anche le immagini delle telecamere della zona e quelle del circuito di videosorveglianza del centro commerciale. Si tratta della prima rapina all'interno del Giulia in orario d'apertura con clienti e lavoratori presenti. Il punto sulla sicurezza a Trieste con l'assessore comunale competente Caterina De Gavardo, ospite questa mattina a Sveglia Trieste. La mia totale solidarietà alle commesse del negozio, perché credo che vivere in prima persona un momento del genere non sia proprio un evento che si dimentica facilmente, e anche a tutti la proprietà del Giulia e a tutti i clienti che in quel momento stavano magari trascorrendo la domenica pomeriggio a prendere fresco dentro il Giulia. Così l'assessore comunale della sicurezza Caterina De Gavardo sull'episodio criminale andato in scena al centro commerciale Giulia con gioielleria presa d'assalto in un tranquillo
pomeriggio d'estate. La rappresentante di giunta è tornata anche sugli episodi di disagio giovanile e bullismo, anche a sfondo provocatorio, andati in scena in piazza Perugino, una zona della città ormai da anni teatro di violenze, schiamazzi, vandalismo e spaccio di droga, inserita di recente anche nel perimetro della zona rossa disposta dalla prefettura e scaduta a fine marzo. C'è invece quello del disagio giovanile che sta emergendo in modo molto forte in città, lo vediamo da tantissimi episodi che stanno accadendo. Io sono sempre più convinta che l'utilizzo purtroppo ormai infrenabile del cellulare da parte dei nostri figli abbia delle conseguenze negative da ogni punto di vista, e anche spinto probabilmente dall'epoca del Covid, in cui non si poteva fare a meno del cellulare o comunque dei sistemi elettronici per socializzare. Per oggi ci troviamo con dei ragazzi che fanno finta di far parte dei gruppi, ma in realtà sono molto soli, non hanno nessun altro modo per divertirsi se non facendo queste che definiamo stupidaggini, ma insomma sono molto di più. Quanto agli ulteriori possibili provvedimenti, il Comune di Trieste sta già riprogettando il da farsi, al netto degli sforzi di sorveglianza quotidiani e anche all'operazione di riqualificazione e abbellimento della piazza stessa. Quella era stata una zona già molto attenzionata da noi e, come giustamente ricordava il servizio, il 1° agosto dello scorso anno abbiamo iniziato a controllarla in modo particolare con quelle ordinanze sindacali che obbligavano per un periodo limitato, in una zona limitata della città, la chiusura degli esercizi pubblici alle 24, un'ordinanza che aveva dato obiettivamente i suoi frutti e che giustamente, come ha ricordato il sindaco, valuteremo se ripristinare nel prossimo futuro su alcune limitate zone della nostra città, perché sicuramente l'alcol fa da spinta, da detonatore a tantissime situazioni di degrado. Aveva fatto richiesta di asilo a Trieste, ma era un terrorista dell'ISIS, cittadino del Tagikistan espulso dall'Italia dopo un periodo di detenzione al CPR di Gradisca di Sonzo. Vediamo. Tutto questo va ricordato: questa persona aveva presentato domanda d'asilo politico proprio a Trieste, nella commissione di Trieste, e quindi un risultato importante è il fatto di averlo potuto rimpatriare. Il trentenne del Tagikistan, rimpatriato dal Viminale perché affiliato all'ISIS, aveva fatto richiesta di protezione internazionale a Trieste. Era stato arrestato a Bologna lo scorso 11 aprile con la pesante accusa di appartenere a una cellula terroristica. Poi, respinta la sua domanda di protezione per manifesta infondatezza, l'uomo era stato rinchiuso al CPR di Gradisca perché considerato pericoloso per la sicurezza nazionale. Il caso del terrorista islamico espulso dal CPR di Gradisca ancora una volta dimostra due cose. Innanzitutto che dobbiamo stare molto ma molto attenti a coloro i quali arrivano dalla rotta balcanica, dai vari flussi migratori, dal canale di Sicilia, e che il governo italiano ha fatto bene a sospendere Schengen, a continuare con la sospensione di Schengen, ma dimostra anche l'utilità dei CPR, dei centri che puntualmente finiscono nell'occhio del ciclone sotto le critiche di una certa parte politica, sotto le critiche della sinistra, ma che in realtà si rivelano degli strumenti importantissimi per garantire da una parte di poter espellere in tempi celeri i clandestini sul territorio nazionale, dall'altra parte anche su casi limite come questo caso, di poter agire celermente garantendo la sicurezza nazionale. Evan Cancian aveva 17 anni, noi l'abbiamo conosciuto in occasione del suo stage proprio qui a Tele4. Oggi abbiamo partecipato alla commemorazione organizzata da amici, insegnanti e dalla sua famiglia. Vediamo. Evan era un ragazzo fantastico, aveva sempre questa voglia dentro di vivere, questo entusiasmo incredibile in tutto, specialmente per quanto riguarda le cose che riguardavano la televisione. Lui adorava, lui si faceva a casa tutti i palinsesti e i video e lui aveva questo amore proprio incondizionato proprio per la TV.
Il suo grande sogno era lavorare in TV e per il tempo di uno stage è riuscito a farlo proprio qui a Tele4. Evan Kanchan aveva solo 17 anni, ne avrebbe compiuti 18 il prossimo Natale. La patologia al cuore che aveva fin dalla nascita ha richiesto un intervento chirurgico che purtroppo non è riuscito a salvargli la vita. Gli amici, a cominciare da quella del cuore Angelica, insieme agli insegnanti e alla famiglia, hanno voluto ricordarlo con una commemorazione ospitata oggi nella sede Rai di Trieste. Era il mio migliore amico. Dall'inizio abbiamo subito iniziato a parlare, era entusiasta per tutto, gli piaceva fare il regista, tutto, la Rai, Tele4 era il suo amore, la sua vita, adorava utilizzare le camere, fare tutto. Era molto solare, era felicissimo, era l'anima della classe. Studente brillante al Galvani nel comparto audiovisivi, a Tele4 Evan ha affiancato registi, tecnici e addetti ai palinsesti per qualche settimana, lasciando in tutti noi il ricordo di un ragazzo solare e appassionato. E il suo entusiasmo era grandissimo per queste cose, veramente un entusiasmo per la vita, per tutte le cose tecnologiche e video. Era antisportivo, proprio assolutamente no. E lui per qualsiasi cosa a livello di tecnologia, ma anche computer, telefoni. E quindi lui, sì, la sua testa era solo personale al computer, Tele4, sì. Tele4, telefoni, video, regia, criticava sempre tutto, tutti, perché doveva, no, ha sbagliato l'intervento, ha sbagliato il tempo, ha sbagliato la luce. Ero con Iwan dalla prima superiore, era un ragazzo squisito, una passione e una voglia di fare invidiabile. Prima di passare ad un altro tema, alla cronaca sindacale, vi facciamo vedere alcune immagini degli interventi dei Vigili del Fuoco per il maltempo, una settantina di richieste di intervento dei Vigili del Fuoco in poco più di 2 ore in tutta la regione, tra Pordenone, Udine e anche Gorizia. Anche Trieste nelle prossime ore sono previsti temporali. Ecco, vediamo alcuni di questi interventi, quindi c'è questa allerta per la possibilità di temporali anche a Trieste. Già ci sono stati parecchi interventi, una settantina appunto in tutto il resto della regione, anche nell'Isontino. Fesica Confsal, il sindacato all'attacco sui contratti di lavoro considerati iniqui e sui bassi salari per alcune categorie di lavoratori come la vigilanza privata e i guardafuochi. Vediamo. Le categorie più colpite da questo scandalo nazionale sono le guardie giurate armate, i servizi di sicurezza non armati e nella fattispecie le guardie a fuoco presso gli ospedali. Salari bassi e contratti iniqui che non rispettano l'articolo 36 della Costituzione, quindi il diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. È l'attacco della Fesica Confsal del Friuli Venezia Giulia, un'emergenza nazionale che colpisce anche la nostra regione, sottolinea il sindacato, che annuncia una dichiarazione di guerra senza quartiere dopo le decine di infruttuosi incontri intercorsi con parti sociali, aziendali e pubbliche, come recita la nota. Il sindacato inoltre chiama i lavoratori alla scesa in piazza. Noi abbiamo parlato con tutti gli attori di questa tragica commedia, la politica, le stazioni appaltanti, le aziende, tutte quante ci hanno detto, ci hanno risposto di fatto fateci causa. Quindi se i soggetti che per ora ci hanno sdobbato, ci hanno detto fateci causa, vogliono fare un trattato di pace, noi ci fermeremo, se no andremo avanti fino alle estreme conseguenze, che non sono solo quelle di andare dal giudice del lavoro. Noi faremo degli esposti anche alla Procura della Repubblica, perché queste, in particolare la Giudice Giuliano Isontina e l'azienda sanitaria del Friuli Centrale, non potevano non sapere che indicando quel contratto ANISA, non potevano non sapere che un contratto assolutamente fasullo che non doveva essere applicato, firmato dalla Consal nel 2009, praticamente mai più rinnovato, e noi della Consal gli abbiamo detto non applicate quel contratto. Nonostante questo lo hanno fatto anche nel recentissimo appalto dell'azienda sanitaria Friuli Centrale.
Allora, restiamo nella pagina sindacale. Domani ci sarà un nuovo incontro fra Tirso, sindacati e Confindustria per cercare di trovare una soluzione sul futuro dei lavoratori e del sito produttivo. Una situazione che però rimane molto complicata. Ne abbiamo parlato oggi con il segretario della CGIL, Massimo Marega. Vediamo. E voi domani avete un incontro, tra l'altro, proprio per la questione Tirso, che preoccupa molto. Cosa vi aspettate dall'incontro di domani? Auspicheremo qualche risposta positiva. La situazione rimane assolutamente complicata, quindi attendiamo l'incontro di domani. Sicuramente il fatto che nelle ultime settimane si sia rotta la trattativa con l'unico soggetto che almeno formalmente aveva avviato una trattativa da mesi come Roncadin, lascia sicuramente i lavoratori oggi scoperti anche il rischio di una risoluzione del rapporto di lavoro, perché è terminato il periodo sostanzialmente scudato, definiamolo così, in cui i creditori di Tirso non potevano avanzare insinuazioni rispetto ai crediti, e oggi vi è il rischio tangibile che, se non ci sono alternative ad una continuità produttiva con nuovi soggetti o diverse formulazioni, diciamo, di altra natura, che quei lavoratori entrino in uno stato di disoccupazione. C'è la possibilità che qualcuno si inserisca all'orizzonte, oppure è proprio un'incognita totale? Allora, è un'incognita totale perché in questi mesi sostanzialmente l'avvertenza è andata avanti sostanzialmente su una risoluzione della crisi che vedeva quale soggetto titolato Roncadin. Perché in qualche maniera legarsi mani e piedi ad un solo soggetto se gli incentivi fiscali sono così importanti? Cioè, la crisi Tirso, a mio avviso, si inserisce rispetto ad un tessuto, ad un popolamento del tessuto industriale e manifatturiero di una serie di crisi che ormai noi da anni abbiamo sotto gli occhi e che sostanzialmente rendono più povero il nostro territorio e, a nostro avviso, poco attraente rispetto a nuovi investimenti. Cioè, voi dite perché Trieste manca di attrattività? Beh, direi di sì. Perché? Perché se ci sono incentivi fiscali rilevanti come quelli messi in regione, ci aspetteremmo che non ci fosse solo la Roncadin. Ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi. Riprendiamo con un'altra notizia che arriva dai sindacati: stato di agitazione del personale dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina e quanto proclamato da UIL FPL del Friuli Venezia Giulia e Nursind regionale, a fronte di una situazione che i sindacati descrivono come esplosiva nell'area isontina. Come già denunciato più volte, spiegano le segreterie regionali in una nota, la carenza di personale in tutti i profili infermieri, OS, tecnici e amministrativi ha superato ogni soglia di tolleranza. UIL e Nursind chiedono quindi interventi immediati, tra cui assunzioni urgenti nei profili carenti, sostituzioni garantite per malattie e maternità, difesa vera e non simbolica degli ospedali di Gorizia e Monfalcone. Passiamo allo sport. Entro questo mercoledì si sapranno i dettagli definitivi sulla partecipazione della Pallacanestro Trieste alla prossima Basketball Champions League. Vediamo. Che la Pallacanestro Trieste parteciperà alla prossima Basketball Champions League ormai è praticamente certo. Resta da capire se lo farà direttamente fra le 28 della fase finale oppure se dovrà passare per il play-in. Questo è il termine con cui si identifica la fase eliminatoria, che scatterà in precedenza, cioè già da settembre. Un dettaglio non da poco, perché quest'ultima ipotesi significherebbe avere una squadra già a buon punto di forma nel mese precedente all'avvio del campionato di A1, ufficialità che arriverà entro mercoledì 18 giugno e determinerà di conseguenza anche un'eventuale accelerazione sul fronte del mercato da parte del GM Mike Arcieri, che dopo aver già rinnovato Ruzier, Ross, Brown, Brooks e Jutov deve trovare la quadra sul fronte italiani e soprattutto chiarire quali saranno i due elementi di spicco per il numero 3 e il 5. Sul centro appare ormai evidente come la società sia pronta a investire una somma importante per fare il salto di qualità fisico e muscolare, ma c'è anche da capire cosa si sceglierà di fare
fare sul perimetro per garantire più continuità di rendimento rispetto a Denzel Valentine, al quale però, seppur con la sua estemporaneità, va dato il grande merito di essere stato decisivo in diverse vittorie sulla carta insperate, vedi Milano e Virtus su tutte. E a proposito di Bologna, non dimentichiamo che con la possibile vincitrice dello scudetto sul 2-0 dopo le prime due partite casalinghe della finale contro Brescia, Trieste in regular season ha vinto in entrambe le occasioni. Dettagli? Certamente, ma occhio, alzare ulteriormente l'asticella dei risultati non sarà facile, specie con un budget di qualità ma complessivamente non faraonico. Una medusa asiatica nelle acque sotterranee del Timavo, il fiume fantasma che scorre 300 metri sottoterra incrociando alcune grotte diventate uniche proprio per la presenza dell'acqua. È stata diffusa oggi la notizia dell'eccezionale scoperta, vediamo il servizio di Marco Stabile. Una medusa asiatica nelle acque del Timavo. L'eccezionale scoperta è frutto della collaborazione tra l'Università di Trieste, la Società Adriatica di Speleologia e il Museo di Storia Naturale. Durante le analisi e i campionamenti effettuati all'interno della grotta Luftloch, cui si riferiscono le immagini, sono state rinvenute tracce del DNA della Craspedacusta soverbi, una specie aliena non autoctona originaria della Cina, spiega la dottoressa Chiara Manfrin, ricercatrice che ha condotto lo studio, innocua per l'uomo, ma i cui effetti sugli ecosistemi carsici stanno venendo studiati. Il progetto, che ha portato alla rilevante scoperta scientifica, è finalizzato, scrive la Società Adriatica di Speleologia, al monitoraggio della biodiversità negli ambienti ipogei attraverso l'utilizzo del DNA ambientale, una tecnica innovativa che consente di rilevare tracce genetiche lasciate dagli organismi nel loro habitat, rendendo possibile l'identificazione anche di specie non facilmente osservabili. Un metodo che, filtrando l'acqua, consente di rilevare tracce genetiche lasciate dagli organismi nell'ambiente circostante, permettendo così l'individuazione di specie anche difficilmente osservabili direttamente. A raccogliere i campioni d'acqua nella grotta Luftloch erano stati il presidente della Società Adriatica di Speleologia, Marco Restaino, e Raffaele Bruschi, gli stessi deputati anche alla raccolta del muco di un altro abitante storico del Timavo, il proteo, il bianco anfibio cieco, che, anche qui altra possibile scoperta anticipata a Tele4, potrebbe essere in realtà di specie diverse a seconda dell'areale geografico di riferimento. Presentata la 25esima edizione del Festival Internazionale Triskel, che torna dal 20 al 29 giugno al Boschetto del Ferdinandeo con alcune novità. Triskel raggiunge i 25 anni d'età, l'anno della maturazione, vuol dire che ha retto l'urto dell'adolescenza, della giovinezza. Siamo qui a presentare un evento che è un evento internazionale. Indubbiamente è una musica che piace, una musica che attrae. Triskel compie 25 anni. Il Festival di Musica e Cultura Celtica torna dal 20 al 29 giugno al Boschetto del Ferdinandeo. 10 giorni immersivi nelle tradizioni e usanze degli antichi Celti, a contatto con la natura, con la possibilità di partecipare a tanti laboratori creativi, incontri e anche tante attività dedicate ai bambini. Tra le novità, la rassegna Triskel itinerante, che prevede 9 tappe da Muggia a Gorizia. Mi auguro che ci sia poi il 27esimo, andranno avanti perché l'apporto internazionale è elevato, è uno certamente degli eventi di maggiore portata internazionale che si fanno qua a Trieste. La 25esima edizione, ha spiegato Elisabetta Sulli, presidente dell'associazione che organizza la manifestazione, vedrà la partecipazione di band internazionali e grandi nomi del panorama italiano, dagli olandesi Solar Cycles ai locali Wooden Legs, dai Folkestone ai Tululus. Tornano in vigore anche le ordinanze dell'anno scorso, pensate per limitare il disturbo ai residenti. Qui però dobbiamo affrontare un tema che non è solo artistico, è un tema di quello che sono gli apporti al flusso turistico, di tutta una serie di eventi che il Comune appoggia ma che fanno poi i privati, e quindi abbiamo dovuto in qualche modo mediare tra quello che è un'esigenza anche degli abitanti della zona, perché indubbiamente abbiamo avuto delle segnalazioni perché non si eccedesse. In questo caso è un evento internazionale per cui abbiamo dato delle deroghe.
la decisione della Giunta, perché così è previsto dal regolamento, e quindi credo che arrivare a farli suonare fino a mezzanotte sia una giusta considerazione di quello che è l'apporto artistico e di quello che deve essere anche il rispetto per la gente. Allora, il Cirque du Soleil, lo sapete, sta avendo un grandissimo successo e qui a Trieste, e con un video vuole celebrare, un video girato nei luoghi più belli della nostra città, vuole celebrare il successo di Allegria in a New Light, ma anche i 41 anni dalla fondazione. Un video che è stato postato oggi sui social del Rossetti, e allora ve lo proponiamo in anteprima. Alegría, como llanto que grita, alegría, me descubriendo ruido de la tristeza loca, serena, como la rabia de amar, alegría, como un salto de felicidad. Dunque era il video di Allegria per i suoi 41 anni, naturalmente tanti auguri a tutta la troupe dello spettacolo. Io vi ricordo che domani mattina a Sveglia Trieste avremo ospiti due consiglieri circoscrizionali, della sesta Barbara Odorico, Forza Italia, e della seconda Roberto Mandler di Punto Franco. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di serata.